si saera Teu fatto a bisera Casa Manzano Bolla Sosa Vide. Ho iniziato a suonare praticamente che avevo 9 anni. Frequentavo la quarta elementare, mia madre per la promozione mi regalò una chitarra. Avevo un cugino più grande di me che suonava e mi insegnò i primi accordi. È praticamente più facile dire da quando non suono che da quando invece suono. Ho sempre voluto fare quello. Credo che l'ho scoperto subito. L'ho sperato, diciamo, subito. Grazie a Dio sono riuscito a portarlo avanti e ancora lo faccio. Rovinato la canzone durante la lavorazione di Murales, che è il nostro secondo album. Abbiamo mandato il nastrino la mattina alle 6 col primo aereo da Cagliari. Il giorno dopo ci sveglia una telefonata, la mattina eravamo in coma, eravamo ancora nel cuore della notte perché eravamo andati a letto alle 6 del mattino. Questa telefonata praticamente ci ha riempito di gioia perché erano tutti impazziti, non sapevamo se ci stessero prendendo in giro oppure se era una cosa vera. La canzone aveva fatto un effetto tremendo, eppure era solo un provino, non è ancora la realizzazione del disco. A Pierangelo, che ascoltò il disco, gli è piaciuto tantissimo ed è nato nel giro di una settimana, siamo andati a Milano per registrarlo e poi ha avuto l'effetto che tutti conoscono. Ci mettiamo sotto. Aver fatto le piazze significa come minimo che dopo 10 anni, 12 anni di piazze inizi a cantare in sardo. Il rapporto con questa gente praticamente è un'amicizia che dura da quando noi abbiamo iniziato a lavorare insieme, cioè dal 77-78. Adesso è in maniera diversa perché siamo in azienda e forse anche un rapporto fisico un po' più distante per il fatto che adesso le nostre serate si svolgono tutte all'interno di campi sportivi e portano tanta gente. Prima le facevamo le sagre paesane come tutti i gruppi che vogliono affermarsi, vogliono fare qualcosa e vogliono soprattutto suonare, che la Sardegna è, sotto questo punto di vista è una bella palestra per chi vuole allenarsi. Soledade es una die che na sole totus os amentos chi mi dolene e raffiana che fittude benartu a guardia de custu tempo La popolarità d'altronde è quello che ho sempre sognato da piccolo. Adesso che è arrivata me la godo anche, me la sto godendo, me la sono goduta soprattutto agli inizi.
sembrava quasi una cosa, sembrava una fiaba, quasi da pizzicarsi per vedere se era vero oppure se era un sogno. Adesso devo dire la verità, crea dei disagi, degli scompensi, il fatto che devi uscire, vai in un supermercato e tutti ti guardano, vai al cinema, vai al ristorante e tutti gli occhi sono puntati su di te. Questo non perché la gente sia malvagia che ti guarda, che pensa male, ma perché è un po' normale il fatto che prima ci vedono attraverso la televisione, poi hanno l'occasione di vederci dal vivo e quindi ci guardano. Io vorrei grattarmi il nasino ogni tanto e devo stare attento a farlo se qualcuno mi guarda. Tant'è vero che anche qualche amico che frequenta con noi, che esce spesso con noi, capita che la sera ci troviamo sia in azienda con qualche amico che abbiamo in comune, sono arrivati al punto che quasi si rifiutano di uscire con noi perché anche loro si sentono osservati a loro volta. Che svizzero, Gigi è biondo, in realtà è biondo. Di si fa delle tinture. Camedda è nato in Svizzera. Gigi, quando tu ti senti triste ti affoghi nella cioccolata come Penso ogni alla svizzero Svizzera. che si rispetti. No, quando è triste lui affogano nella cioccolata anche, devo dire. Andate d'accordo? Quali sono i motivi di screzio o di litigio tra voi? Perché cosa Quando mi litigate? ruba la cioccolata io mi incazzo tantissimo. Malditos, descamisados, lo que nateris yo e mañana in custa tramuntana si è fenomena. Andamos como a beber in qualche luogo de hombres, andamos a comporar duas amenas pistolas. Con cosa bomba de energia in saliva, con cosa bomba de energia in saliva, fa che tu ballare s'animale in questa onda, fa che tu ballare s'animale in questa onda, fa che la volare in questa vita sa curumba, fa che la volare in questa vita sa curumba, vola sa curumba, vola sa curumba, vola sa curumba, vola sa curumba. Sport e fantasia, Babbo Malassaro una lenuta e allegria, Babbo Malassaro una lenuta e allegria, fa che tu ballare s'animale in questa onda, fa che tu ballare s'animale in questa onda. Su ti curerai, amai per tu, a nada dessa per tu. Sole del marco, chi sospezzo spicciatore, su mare su manzano, e canto sospensores, estos masaios, tornano a essere più. No, credo di non aver fatto degli errori che mi pesano al punto da dover dire questo è stato un grande errore. Invece la cosa peggiore che hai fatto? La cosa peggiore che ho fatto è una serata di piano bar con Gino e Andrea quando ancora non eravamo famosi. Ma va. Allora, hai più amici o nemici nel mondo della musica in Sardegna? Io credo di avere più amici, ma servono anche i nemici. Che libro hai sul comodino? Attualmente ho il libro di Steve Jobs, ma ne leggo 3 o 4 insieme, solitamente. Quello di Steve Jobs è una lettura abbastanza sì, è interessante, attuale. soprattutto per noi adesso che ci siamo cimentati in un lavoro che va oltre a quello di cantare e suonare. Certo. Invece la spesa più pazza che hai fatto? L'iPhone, da pochissimo. Dai, Scherzo, no. non ci credo, dai. Allora, le spese non sono mai pazze. Diciamo che una o due o tre volte ne ho fatte, per una o due o tre volte delle grosse perdite al casino. Ah, e invece il regalo più costoso che hai fatto a una donna? L'ho fatto a mia moglie. Ma che cosa? Le ho regalato degli orecchini bellissimi, sardi, con
Che costavano, te lo ricordi? Ma forse allora 700-800 mila lire, ma ti parlo di 20 anni fa. Quindi oggi sarebbero 4.000 euro forse. Non lo so. Beh sì. Il momento artistico più brutto, qual è stato per te? Il momento artistico più brutto è stato quando è andato via Andrea. Cioè il momento in cui lui ha lasciato il Certo, gruppo, sì, perché i momenti più difficili sono stati quelli agli inizi, tutto il percorso fino ad arrivare certo, ad essere un gruppo affermato. Poi da lì ci sono stati dei momenti ovviamente bui e quando è andato via Andrea sicuramente è stato il momento più buio. Sei una persona che ci tiene al look? Sì, ma non impazzisco, anche perché a me basta poco. Basta una maglietta e un jeans e mi sento a mio agio. Oh, ma guarda. Vengo da un altro mondo per incontrare te e mi parli del mare e del caffè. Volevo chiedervi chi è tra di voi il più irascibile? Quello che perde prima la pazienza. Braccio di ferro. Braccio di ferro. Risolto. Che sarebbe Gigi. Non è vero. Ma Gigi, tu che sembri così dimesso, evidentemente nascondi un'anima feroce, da felino? No, non credo. Se mi rompono le balle, sì, vabbè, reagisco. Una nuova vita, Noa. Indianos, bellas noas, da caleco e terra o que